Vitelloni maschi e femmine con i denti da latte, manzi e poi cavalli, asini e persino per la prima volta alla Fiera Franca di Bassano le galline padovane. Non è primo giovedì di ottobre se Viale De Gasperi non si trasforma in un allevamento a cielo aperto dove come un tempo c'è ancora spazio per affari e contrattazioni. I grandi protagonisti sono loro, animali come questo, il vincitore del premio al bue grasso selezionato dalla commissione della Fiera Franca, una bestia di circa 8 quintali nata e allevata nell'azienda di Luca Piovanna, Noventa Vicentina. Questo di razza è blu belga, però è nato in Italia da una persona, la mamma proveniva dal Belgio. È questo che ha vinto, quello che stiamo inquadrando adesso. È nato in Italia questo. Prima di lui il nonno, il padre, adesso il figlio racconta l'allevatore, così anche per Corrado Beltrame di Cittadella. Che tipo di bestie sono queste? Sono bestie austriache e hanno un incrocio di Serolè e Pesata Rossa. Facciamo scotone, sorane, bestie da macello, insomma, per macelleria. Da quanto viene alla Fiera Franca di Bassano? Sempre stati. Il papà, il nonno, il bisnonno, tutti. E adesso abbiamo anche i rinforzi. Dimitri Busatto è un allevatore trevigiano. Lei da quanto fa l'allevatore? Una quindicina d'anni. È giovane, è difficile fare l'allevatore? Se si mette la passione sulle cose, la difficoltà diventa una seconda cosa. Secondo lei è importante ritornare al valore, alla genuinità dei nostri prodotti, valorizzarli? Sicuramente, valorizzarli sicuramente. Dove ha l'azienda? A San Zenone degli Ezzelini. Non hanno paura di questi animali i bambini. Guardate Davide. Davide, hai avuto paura di questi animali? No, Ti piacciono? sì, Camminando lungo Viale De Gasperi, ecco i cavalli che si lasciano accarezzare, ma c'è spazio anche per queste galline allevate a Cittadella da Andrea Pozzato. Questa è una gallina padovana, un animale tipico del nostro territorio veneto e padovano e siamo felicissimi che sia la novità della Fiera 2023 qui a Bassano. Fanno le uova bianche, molto buone, molto grosse, gustosissime. C'è futuro in questo settore per lei? C'è assolutamente futuro per chi ci crede.